Una rivoluzione per il prossimo Consiglio regionale, la proposta del PD approvata in commissione, arriverebbero più donne nell'Assemblea veneta. Approda in Consiglio regionale la doppia preferenza di genere, regola già approvata in Commissione Affari Costituzionali ed ora al vaglio dell'Assemblea. Sarebbe un atto di grande generosità quello dei consiglieri regionali in carica in una delle ultime sedute della legislatura, un provvedimento che in virtù delle pari opportunità mette però a rischio i colossi delle preferenze di ogni partito. Ciò nonostante, in Commissione la proposta del PD ha trovato tutti d'accordo. Significa che come già nei consigli comunali l'elettore potrà votare una preferenza se ritiene, sia maschio che femmina, ma se vota due preferenze, e oggi l'abbiamo introdotta, questa deve essere di genere diverso, quindi se la prima preferenza è un maschio, la seconda deve essere donna o femmina, per le prossime elezioni regionali che si terranno a maggio del 2015, quindi è una novità importante. Oggi in Consiglio regionale ci sono solo 3 donne. Se la preferenza di genere dovesse passare, ci sarebbe un'autentica rivoluzione nella prossima Assemblea veneta. Dà un segnale forte di adeguamento anche della nostra regione Veneto a quelli che sono gli obiettivi di democrazia partecipata, di rappresentanza vera all'interno delle istituzioni della società, che non è composta solo da uomini. Ora si chiama Facoltà di Scienze Motorie, un tempo si chiamava ISE.